Un venerdì santo, quello di ieri, modificato nelle celebrazioni, un cambio di programma dettato dall'emergenza sanitaria. Mai avremmo immaginato di vivere così la settimana santa. Il ricordo va al 2005 quando Papa Giovanni Paolo II, sofferente, per la prima volta rinunciò a presiedere la Via Crucis al Colosseo, seguendo il rito in televisione, come ha fatto ieri il mondo intero. L'unica differenza, la telecamera, che allora ha ripreso il pontefice di spalle per nascondere la sofferenza e che ieri invece ha ripreso lo sguardo di Papa Francesco con il volto rivolto verso la piazza deserta, ma piena di significato per le meditazioni affidate proprio da Francesco ai detenuti e alla loro via crucis, che è anche quella dei familiari. Nella cattedrale di Agrigento il messaggio dell'arcivescovo Francesco Montenegro davanti al Cristo morto. Don Franco si è espresso alla sua maniera, quella a cui ha abituato gli agrigentini. Non ha bacchettato nessuno, ma ha parlato di problemi che ancora stringono Agrigento nella morsa. Montenegro ha parlato di disprezzo e di lodi. Lo ha fatto riferendosi alle forze dell'ordine e al personale sanitario. È strano che nella normalità della vita, ha detto l'arcivescovo di Agrigento, siamo capaci di disprezzarli, ma quando ci sono utili li acclamiamo eroi. Poi l'accenno ai problemi di cui soffre la città, a cominciare dalla viabilità. Ci sentiamo crocifissi con te, Signore, ha proseguito Don Franco, in questo nostro territorio tormentato da vecchie e nuove criticità. Ma solo ora ci accorgiamo dei tagli fatti alla sanità. In questa notte particolare in cui tanti fratelli sono inchiodati come te sulla croce del virus, diciamo che tu, Signore, sei la nostra speranza. Don Franco ha concluso il messaggio alla città di Agrigento dicendo che domani il sole sorgerà. Per adesso, come dicevamo ieri, bisognerà rispettare però le nuove disposizioni del governo per non complicare il ritorno alla normalità. Solo così possiamo dire buona Pasqua, con l'augurio di lasciarci alle spalle ansie e paure. La fine dell'incubo, insomma, dipende anche da noi. Buona Pasqua.